parte la procedura per i lavori di completamento del porto di Pescara secondo lotto. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, durante una conferenza stampa convocata proprio per presentare il secondo lotto dei lavori, alla presenza tra gli altri del presidente Marco Marsilio e dell'assessore Daniele Damario. Primo lotto già definito, lavori in corso in fase di ultimazione. Secondo lotto non solo finanziato, anche appaltato. Il nostro Porto Canale diventerà un molo vero e proprio, il nuovo molo nord del porto di Pescara, a cui seguiranno la demolizione del vecchio molo nord del porto di Pescara, la realizzazione del nuovo molo sud e la demolizione del nuovo molo sud. Questo permetterà al bacino portuale di essere completamente protetto dall'insabbiamento del mare e permetterà al fiume di giungere con la velocità necessaria e con i fondali giusti al largo, evitando anche i problemi che abbiamo visto su tanti fiumi, ahimè, drammatici, devastanti in questi giorni in Romagna, e garantendo, si spera, finalmente ai nostri pescatori di poter uscire, entrare dal porto fluviale di Pescara, ormeggiare in piena sicurezza e fare il loro lavoro.